La situazione inizia a essere drammatica anche in vista dell'estate e di un'estate che probabilmente sarà a freno a mano tirato, perché comunque anche con l'ultima notizia dell'aeroporto che non riaprirà il 1° ottobre, i turisti saranno sempre più in difficoltà per raggiungere il nostro capoluogo e quindi rischiamo veramente di dover stringere i denti per 3 mesi, ma non sarà così facile come si sperava. La tegola della chiusura prolungata del Canova proprio non ci voleva. Zero voli uguale zero turisti, soprattutto stranieri. Una voce in meno, un problema in più per un centro, quello di Treviso, che da anni segnava invece una graduale crescita di visitatori, ma i commercianti studiano un loro piano B, con l'obiettivo di intercettare i flussi in arrivo a Venezia. Non ci siamo persi d'animo, annuncio già che già da ieri stiamo lavorando con le agenzie di viaggio e con le agenzie di trasporti della nostra associazione per preparare un progetto che presenteremo nei prossimi giorni sia al Comune di Treviso sia all'assessore al turismo Veneto Caner, per cercare di veicolare comunque parte degli arrivi a Venezia verso la nostra città, verso Treviso. Ci permetterà magari di mettere un cerotto su una situazione che può farsi veramente drammatica. Drammatica, come hanno evidenziato i numeri della Camera di Commercio, 128 le aziende perse con il lockdown nel Trevigiano, negativi i segnali sul fronte degli affitti. Le agenzie immobiliari stanno iniziando a ricevere diverse disdette perché non in tutti i casi magari si riesce a mediare un nuovo canone d'affitto almeno per i mesi del 2020 e quindi molte attività sono costrette alla disdetta. Questa disdetta spesso poi è mirata a cercare nuovi spazi magari economicamente più sostenibili, ma non in tutti i casi. Ci sono già diverse attività che hanno scelto di chiudere una volta per tutte. Anche per questo si guarda con preoccupazione al dibattito sull'attivazione del corso di medicina in città. Perdere un'occasione come questa anche per il tessuto economico della città rischia di essere un'altra batosta dopo un anno che già ci ha fatto solamente del male.